Buonasera, oggi usiamo, come l'altra volta, degli oggetti d'arte della nostra sede per fare un viaggio nella storia. Qui alle mie spalle si trova un candeliere, in un altro tavolo se ne trova un altro. Oggi, grazie a questi due oggetti, viaggiamo nel tempo di ben 200 anni. Questa rara coppia di candelieri monofiamme in argento massiccio, titolo 835 su 1000, pesano ben 18 kg e sono alti 55 cm. Sulla base si trovano due punzoni. Uno testimonia l'anno in cui sono stati realizzati, ovvero il 1780, e la loro provenienza, ovvero scuola Impero Russo, mentre il secondo testimonia una ripunzonatura avvenuta a Mosca nell'anno 1815, come si usava all'epoca in base alle leggi vigenti nell'Impero Russo. Si potrebbe ipotizzare che fossero appartenuti proprio alla famiglia Romanov, alla famiglia degli zar. In quel periodo ovviamente non c'era uno zar al trono, ma una zarina, l'imperatrice Caterina II di Russia, Caterina la Grande. Caterina però non è una Romanov tecnicamente, ha acquisito il cognome della casata con il matrimonio con Pietro III di Russia, marito a cui non solo prese il cognome ma anche il trono nel 62, nel finire della guerra dei 7 anni. Ovviamente se si chiama Caterina la Grande non è nota soltanto per aver preso il trono attraverso un colpo di stato, infatti sotto il suo regno l'impero russo conobbe la sua epoca d'oro. Caterina espanse l'impero russo ad ovest, annettendo territori appartenuti alla Confederazione Polacca-Lituana nel 72, nel 93 e nel 95, in 3 spartizioni della Polonia ante litteram. Caterina fece ottenere all'impero russo il tanto agognato sbocco sul Mar Nero, conquistando la Crimea che si era resa indipendente dall'impero ottomano da soli 9 anni. Inoltre continuò la colonizzazione dell'Alaska. Sotto Caterina l'impero russo conobbe una grande fioritura delle arti, e l'architettura neoclassica si espanse in tutta la Russia, in particolare in San Pietroburgo, città di provenienza di questi due candelieri. San Pietroburgo era comunque una città ancora giovane, infatti all'epoca in cui vennero realizzati questi due candelieri aveva soltanto 80 anni. La nuova capitale dell'impero russo fu voluta da Pietro il Grande, non solo per avere una base navale per la marina russa che non gelasse come il porto di Arcangelo, marina imperiale russa che venne creata proprio da lui, ma anche per poter ottenere una porta verso l'Occidente, per favorire i commerci soprattutto con la Gran Bretagna e per ovviamente arricchire l'impero russo, che si trovava svariati anni indietro rispetto ai suoi vicini europei. Per costruire questa porta per l'Occidente non bastava costruire una città come un'altra, ma serviva costruire una capitale degna delle capitali storiche europee. Per la costruzione della città vennero fatte confluire quante più risorse e manodopera. Per poter portare quanta più manodopera specializzata nella costruzione di edifici di pietra, fu per decreto abolita la costruzione di nuovi edifici di pietra al di fuori di San Pietroburgo. Con questo decreto tutti i lapicidi si trovarono improvvisamente disoccupati e quindi per continuare a campare furono costretti a trasferirsi a San Pietroburgo. Inoltre fu molto incentivato il trasporto di pietra e materiali da costruzione, come anche gli incentivi per la nobiltà russa ad andarci ad abitare. Ovviamente questo produsse dei grandissimi cantieri e fece sì che in pochi anni la città di San Pietroburgo dal niente potesse diventare una grande città europea. E all'epoca di questi due candelieri la città, nonostante fossero passati 80 anni, era ancora un cantiere aperto. Per dirne una, coevo a questi due candelieri era la costruzione del teatro dell'Ermitage. Questa operazione ovviamente portò i suoi frutti, ma fu pagato a un caro prezzo, non soltanto monetario, ma anche di vite umane. Infatti nei cantieri morirono circa 30.000 persone. Gli standard di sicurezza non erano esattamente quelli che abbiamo oggi. Ed è incredibile avere qui oggi degli oggetti come questi splendidi candelieri che ci possono far rivivere epoche come quella di Caterina, come quella della fondazione di San Pietroburgo, che possono essere apprezzati senza teche o altri ostacoli alla fruizione.